Diciamo che abbiamo comunque a livello regionale c'è un aumento del numero delle persone che attualmente sono presenti nella nostra regione. In un totale, nella situazione aggiornata al 12/11/2015, il totale generale era di 3.216, mentre adesso, ed abbiamo la situazione aggiornata al 5 luglio, il totale è di 4.491, quindi su una quota che dovrebbe essere di 3.000, quindi comunque siamo in sovraccarico rispetto a quello che è il numero di migranti che dovremmo avere presenti nella nostra regione. Per quanto riguarda Trieste, forse probabilmente ma in realtà noi non sappiamo se effettivamente è così, perché questi sono i numeri che ci vengono forniti dalla direzione della regione, ma in realtà poi i numeri veri probabilmente ce l'ha solo la prefettura. Per quanto riguarda Trieste, la situazione al 12/11 era di 860 per Trieste, ma Trieste solo ne aveva 600, invece adesso Trieste ne ha 698, quindi anche qui c'è un aumento, ma nelle altre, in tutta la provincia invece c'è stato un calo. Il problema principale, diciamo, che abbiamo qui in regione è che la giunta Serracchiani, e anche noi su questo, ma poi ve lo dirà anche Mandio, sta cercando di andare verso un'accoglienza diffusa, quindi una ripartizione in tutti i comuni della regione di un numero minore, quindi anche sulla base della popolazione che c'è residente in quel comune, mentre invece dall'altra parte il Ministero, o comunque insomma il governo, continua a creare queste strutture come il CARA di Gradisca piuttosto che la caserma Caverzerani a Udine, dove vengono tenute più persone. Addirittura a Gradisca abbiamo una situazione un po' pesante, perché lì c'è il CARA e c'è il CIE. Il CIE è stato chiuso, ma in via del tutto eccezionale, che però attualmente è ancora così, doveva essere una via del tutto eccezionale, attualmente sono ospitate presso il CARA e presso il CIE 400 persone, invece che 200 che dovrebbero essere ospitate presso il CARA, perché la struttura del CIE viene utilizzata come CARA, ma non è nemmeno una struttura idonea a poter contenere o comunque ospitare queste persone, perché è strutturata come cioè ci sono delle gabbie, anche se attualmente sono aperte, però comunque le misure che venivano utilizzate all'interno della struttura del CIE non sono quelle che sono utilizzate nel CARA. Quindi utilizzare queste strutture, grandi strutture, per contenere più persone sicuramente non favorisce né l'inclusione di queste persone, né favorisce l'amministrazione locale, né agevola l'amministrazione locale a cercare in qualche maniera di fare dei progetti per riuscire ad integrare queste persone, perché è ovvio che se io sindaco ho 10 persone da integrare nella mia popolazione è un discorso, se ne ho 1000, come in questo caso avviene ad esempio solo alla Caverzerani di Udine, che attualmente ha 962 persone, più tutte quelle che sono a Udine, è ovvio che il sindaco di Udine si trova a gestire una situazione che non gli è per niente facile. Quello che c'è a livello regionale viene fatto un programma di migrazione annuale dove vengono stanziate delle risorse, più che altro appunto per favorire questi comuni in maniera tale che possano fare dei progetti di integrazione. Da noi a Gradisca per esempio li fanno fare dei lavoretti insieme ai tecnici comunali, agli operatori comunali del verde, piuttosto che di ridipingere una scuola, insomma, in maniera che, però anche lì non è che noi possiamo obbligarli a fare queste cose, chi vuole si presta e svolge queste attività. La regione mette a disposizione delle risorse per far sì che queste cose possano avvenire. Ma appunto quello a cui noi dobbiamo puntare è che, in questo caso insomma strano, ma siamo d'accordo, è una accoglienza diffusa in maniera tale che sia per la popolazione residente sia molto più semplice riuscire ad accettare questa situazione emergenziale, chiamiamola così, sia per gli stessi immigrati, per gli stessi richiedenti asilo, riescono in qualche maniera ad integrarsi con la società stessa.